In migliaia anche a Mestre hanno sfilato da Fincantieri a Piazza Ferretto per lo sciopero nazionale di 8 ore dei metalmeccanici per chiedere il rinnovo del contratto scaduto a giugno 2024. Una giornata importante per cercare di dare una svolta a un'avvertenza che ormai da un anno sta languendo e non si riapre quel tavolo che dobbiamo riaprire a tutti i costi per riuscire a rinnovare il contratto della nostra categoria, che conta oltre 1,5 milioni di lavoratori. Noi contiamo che con questo sciopero, con la presenza di questi lavoratori e con la riuscita degli scioperi che stiamo registrando in giro per le fabbriche, ci possa essere finalmente una riapertura del tavolo e si possa finalmente dare ai lavoratori metalmeccanici quello che li aspetta. Riaprire la trattativa significa sedersi e discutere per rinnovare un contratto che riguarda 2 milioni di lavoratori. 2 milioni di lavoratori che con il loro lavoro continuano a far diventare l'Italia il secondo paese in Europa e il sesto nel mondo. Quindi l'industria va salvaguardata. Per salvaguardare l'industria bisogna rinnovare i contratti, bisogna che i lavoratori riescano ad avere quella quantità economica necessaria per poter garantire una vita normale, per far ripartire i consumi. È assurdo quello che sta avvenendo, che è avvenuto in questi mesi, un'assenza della politica e un'assenza di Federmeccanica nel voler riaprire la trattativa. Abbiamo presentato un anno fa la piattaforma votata legittimamente da tutti i lavoratori del settore. Federmeccanica non ha preso atto delle nostre richieste, non ha cercato di condividere con noi e provare a discutere e trovare dei punti comuni rispetto ai vari punti, ha presentato un loro documento e ovviamente non esiste che nelle relazioni sindacali, nelle relazioni industriali, almeno fino ad oggi, sia la controparte che presenta delle richieste all'organizzazione sindacale. Andremo avanti finché non recupereremo non solo il tavolo di trattativa, ma porteremo anche a casa il contratto legittimo per tutti i lavoratori. Dopo il volantinaggio iniziato all'alba davanti a Fincantieri, il corteo è proseguito lungo Corso del Popolo, piazza 27 ottobre e via Poerio, arrivando in piazza Ferretto intorno alle 11:30.